Buongiorno Sicilia, alle 7:26 di mercoledì 14 giugno da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi daremo una carezza al cuore dei nonni, poi racconteremo 2 storie felici di integrazione a Palermo e poi il seguito di Sea Sicily, non so se ricordate, certe spese in regione siciliana. Ma prima di tutto la cronaca per cominciare. C'è stato ancora un morto sul lavoro, questa volta a Mister Bianco è stata aperta un'inchiesta come si fa di solito in questi tristi casi. I sindacati continuano a sollecitare controlli, attaccano le istituzioni, dicono basta silenzi, bisogna investire sulla sicurezza. Aveva 56 anni Angelo Aleo, l'ultima vittima di un incidente sul lavoro. L'operaio stava lavorando in questo cantiere edile di via Famiglia Sant'Agati a Mister Bianco quando sarebbe precipitato da un'altezza di circa 3 metri durante la realizzazione del solaio di questa costruzione. La chiamata alle 11:30 ai soccorsi per rianimare l'uomo, ma dopo diversi tentativi per lui non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha mai più ripreso a battere. Una notizia che ha lasciato sgomenti i residenti di questa via, lungo la quale sono presenti diverse abitazioni. Sì, lui è caduto, era giovane, ragazzo che è caduto dello sopra, sono venuti carabinieri, autoambulanza, questo, ma esattamente però non lo so. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente sul quale stanno indagando i carabinieri che nel pomeriggio hanno sentito il titolare dell'impresa e i testimoni. Intanto dura la Will in una nota dopo l'ennesima morte bianca che chiede: in quel cantiere come in altri era mai stato controllato il rispetto delle norme di sicurezza o ancora una volta bisognerà accontentarsi di lacrimucce e cinici silenzi delle istituzioni politiche sulle carenze di organico negli ispettorati del lavoro a Catania in Sicilia? Gli fa eco anche la CGIL catanese che chiede alla regione di rafforzare i controlli perché ogni morte bianca in più è una sconfitta per le regole e per la società. Quello di Mister Bianco è il secondo incidente mortale sul lavoro avvenuto nel catanese dall'inizio dell'anno. Siamo a Catania, oggi si decide sulla convalida del fermo dell'uomo che ha investito e ucciso con la sua macchina un'amica della moglie, ferendo la moglie stessa. Dinanzi al GIP Marina Rizza per l'interrogatorio di garanzia cambia versione dei fatti. Piero Nasca, l'uomo che sabato alla zona industriale ha arrotato con l'auto la moglie Anna Longo, finita in ospedale con il bacino fratturato, e l'amica di quest'ultima, Cettida Bormida, morta sul colpo. Alla presenza del PM Valentina Bolti, il sostituto che ha firmato nell'immediatezza del fatto il fermo di indiziato di delitto, Nasca ha detto «volevo solo spaventarle», riferendosi alla moglie e all'amica, perché loro si erano rifiutate di tornare a casa con lui, dicendo che erano in attesa di un amico. Ammissioni sì, ma meno pesanti rispetto alle motivazioni spiegate ai poliziotti che lui stesso aveva chiamato dopo aver travolto le 2 donne all'uscita dalla clinica in cui si era arrecato con la moglie. Ha fatto una dichiarazione parzialmente diversa dicendo che non era sua intenzione colpire o uccidere le persone ma solo spaventarle, gli è scivolata la frizione. Vedremo dall'autopsia se il suo racconto è veritiero o meno, aspettiamo l'esito anche delle indagini e poi valuteremo come dobbiamo muoverci, anche perché ha dichiarato di avere problemi di natura psichiatrica ed era in cura presso la clinica dove si sono verificati questi tristi fatti. Nasca al GIP ha anche riferito che alla zona industriale c'era andato con la moglie Cettida Bormida, particolare che invece non aveva detto al momento del fermo. Così come ha negato di avere travolto per la seconda volta le 2 donne dicendo che aveva solo fatto una retromarcia azzardata senza avere la certezza di avere colpito per la seconda volta le 2 donne. Nasca ha poi rivelato che 6 mesi fa aveva tentato il suicidio e che era in cura al SERT per una dipendenza da alcol. Dopo aver commesso l'omicidio, mentre attendeva la polizia chiamata al 112, ha bevuto 2 biancosardi. Procederete con la perizia psichiatrica? Se ci saranno i presupposti sì, aspettiamo la documentazione. Per il momento sulle sue parole non possiamo fare nulla. Lei non ha chiesto la convalida del fermo? No, perché non c'è un pericolo di fuga, perché lui stesso ha chiamato la polizia dicendo ho fatto questo gravissimo reato, sono qui, vi sto aspettando, venitemi a prendere. È possibile che durante il primo interrogatorio lui era sotto effetto dell'alcol, visto che quando è andato al bar ha bevuto dei biancosarti e ha bevuto degli alcolici? Tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare l'esito delle indagini e vediamo cosa risulta anche dalle analisi che le hanno fatto. Alla fine dell'udienza, durata 10 minuti, il GIP si è riservato di decidere sulla convalida del fermo e sull'emissione di ordinanza di custodia cautelare.
7:31 è il momento della rassegna stampa dei quotidiani siciliani con Angelo Gaiano. Allora, vediamo subito la prima pagina della Sicilia, che ha un titolo che sintetizza quella che è la giornata di oggi, sia la giornata dei funerali per Berlusconi, però vedete questa polemica a mezz'asta, quello che scrive il quotidiano della Sicilia, fa capire qual è il clima nel paese. Oggi in Duomo a Milano i funerali di Stato per Silvio Berlusconi, ma la giornata di lutto nazionale diventa un caso. C'è chi dice no, perché non tutti sono d'accordo su questo funerale, su questo lutto, diciamo, nazionale. E poi sempre sulle vicende legate a Berlusconi, sul suo impero, la borsa spinge successioni parziali, ma sui nuovi assetti decide il testamento, quindi avrà lasciato indicazioni in questo senso. Tanto cordoglio da Armani a Confalonieri, senza di lui il paese è più povero. Poi c'è un racconto nelle pagine interne: Maria, la donna che disse no al cavaliere, il dolce segreto al gusto pistacchio. Ma ci sono anche le vicende politiche legate proprio alla successione di Berlusconi. In Forza Italia ci sono le prime tensioni sull'assetto, l'ala dei siciliani e la crociata di Schifani. Questo per quanto riguarda proprio Berlusconi, che monopolizza quasi la prima pagina della Sicilia. Poi ci sono altre notizie, parliamo di Blue Economy. Milano senza il mare batte, pensa, la Sicilia. L'isola è terza per sistema produttivo, ma è poco valorizzato. Possiamo leggere di più: mentre il mondo chiede alla Sicilia di essere hub d'Europa nel Mediterraneo, Unioncamere e Istituto Tagliacarne scoprono che, quanto all'economia del mare, l'isola è sì terza nel paese per dimensioni del suo sistema produttivo legato al settore, ma è ultima per il PIL, valore della produzione ed export. Cioè, non è una buona notizia, e soprattutto, diciamo, ci fa capire che bisogna fare di più. Dopo i ballottaggi e le amministrative, la regione è stato rinviato l'impasto di giunta. Ad Acireale c'è l'incubo dello scioglimento, perché il neoeletto sindaco potrebbe essere dichiarato, insomma, sospeso addirittura dalla prefettura. Terremoto a Gela, parliamo sempre di situazioni amministrative, perché il sindaco Greco lascia la poltrona di primo cittadino, ma avrà 20 giorni per ripensarci. Questa è la situazione. Ancora un paio di notizie dalla prima pagina, magari prima di approfondire, perché come abbiamo visto, l'abbiamo sentito anche a servizio, la morte dell'operaio a Mister Bianco, caduto da un solaio, e poi la giunta Trantino pare sia un passo dal varo. Adesso approfondiamo proprio questa notizia con le pagine interne. Assessori verso la fumata bianca, Trantino al lavoro, rebus in Casalega, solo uno tra Cantarella e Gelsomino dovrebbero entrare nella squadra del governo cittadino. Telefonate, girandola di nomi, vedi incrociati, oggi la possibile svolta, ma ancora niente di ufficiale. Questa è la situazione. Il sindaco non esclude di assegnare solo alcune deleghe per poi definire il tutto in seguito. Questa è la situazione per quanto riguarda la composizione della giunta di governo a Catania. E poi la politica regionale, visto che stiamo parlando ancora di politica, la regione ha slittato il rimpasto, le tossine nel centrodestra, l'incubo del caso Acireale dopo i ballottaggi. Schifani perde la scommessa di Siracusa, la rivincita con D'Agostino, ma Barbagallo è a rischio sospensione, e abbiamo già visto c'è l'impasse per quanto riguarda invece la città di Catania, che aspetta indicazioni probabilmente entro la giornata di oggi. E poi sempre per la città di Catania, nuova centrale operativa della MTS, sicurezza e migliore gestione degli autobus. Bellavia sarà inaugurata lunedì 19, prevede una videosorveglianza più efficace, si differenzia la tariffa della sosta in centro dalle altre zone della città. Questa è l'idea della partecipata del comune. Lasciamo la Sicilia, siamo adesso all'edizione di Palermo di Repubblica, perché l'apertura è dedicata alla diaspora siciliana in Forza Italia, che ormai è orfana del Cavaliere, nel nuovo ruolo di coordinatore per il Sud per Schifani, e già suonano i tamburi di guerra tra i RAS locali. Insomma, questa è il lutto, la politica dell'isola si ferma nel nome di Berlusconi. E poi c'è un approfondimento che riguarda proprio le carceri, altri detenuti in sciopero della fame, senza fine l'emergenza dei penitenziari nella regione, con
l'aumento di disagi psichiatrici e delle tossicodipendenze. Il garante di Palermo nell'inferno delle celle negate salute e diritto. Il carcere di Augusta, dopo 2 morti, 4 nuovi casi di protesta. È davvero una situazione esplosiva, direi. Poi ancora la rete dei genitori nell'incubo del crack, ne abbiamo parlato anche più volte noi nella nostra trasmissione. Aiutateci a salvare i nostri figli tossici, questo è l'appello. Ci sono approfondimenti nelle pagine interne, bandiera a mezz'asta per Berlusconi, Schifani a Milano con Cuffaro e Lombardo, è stata rinviata la seduta di governo regionale e si ferma pure anche l'Ars ed è polemica, mentre il Partito Democratico chiede chiarezza su province e manovra correttiva. Oggi ai funerali del Cavaliere anche Caruso, che è il commissario di Forza Italia in Sicilia, Miccichè, Falcone e altri big del partito, ma non tutti potranno entrare in Duomo. Questa è la situazione. E poi l'approfondimento, come abbiamo già visto, sulle carceri penitenziario di Augusta. Ci sono altri 4 detenuti che sono in sciopero della fame, devono fare notizie tutti coloro che hanno avviato la protesta, non solo chi è deceduto, lo dice l'avvocato Bisagna, il presidente regionale di Antigone che ha visitato la struttura. Stiamo parlando del carcere di Augusta. E poi sempre su Palermo e dalla prima pagina di Repubblica. Vedete, aiutatemi a salvare mio figlio tossico, la rete dei genitori nell'incubo del crack, una madre disperata, non so dove sia finita mia figlia, vive da Barbona in un basso con il suo compagno. Ogni lunedì un gruppo di mamme e papà si riunisce nella chiesa di Santa Lucia per scambiare esperienze e cercare anche delle soluzioni. Ad un certo punto non l'ho riconosciuto più, siamo arrivati a denunciarlo per le botte che ci dà. Sono davvero racconti terribili quelli che vengono certo, non riportati. Bisogna lasciarli soli, bisognerebbe subito intervenire in qualche modo. E poi adesso siamo invece alla prima pagina del giornale di Sicilia, perché come vedete c'è l'apertura sempre su Berlusconi. Il Cavaliere divide pure da morto, maxi schermo in piazza, 2000 persone in Duomo, ma è polemica sul lutto nazionale, i funerali di Berlusconi, ci saranno la Schlein, Renzi e Calenda, ma non Conte, annunciati anche Orban e l'emiro del Qatar. Ci sarà la diretta, rete unificate, si fermano i lavori delle Camere, Forza Italia, prima riunione senza Berlusconi per ratificare le sue ultime nomine, seconda giornata di forti rialzi in borsa per il titolo dedicato proprio a Mediaset. Parla l'ex governatore di Sicilia Cuffaro, il futuro di Forza Italia è con noi e anche Italia Viva. Poi parla anche Claudio Fava, è stato un errore cercare la via giudiziaria e sempre attento ai problemi a Palermo, Diego Cammarata, ex sindaco del capoluogo siciliano. Questo per quanto riguarda Berlusconi. Poi ancora le ricerche a vuoto per la piccola scomparsa a Firenze, una pista porta a Bologna, si segue adesso quella del rapimento, si indaga per il rapimento. E poi voce di Lennon ricreata, l'intelligenza artificiale fa rinascere i Beatles. Questa è una notizia che c'è un approfondimento su diversi quotidiani. E ancora, una nave della Sea-Watch ha violato il decreto ed è arrivata a Lampedusa, era stato assegnato il porto di Trapani, c'è un nuovo scontro con una ONG che ribatte per i profughi una destinazione troppo distante, Pozzallo, in 400 all'hotspot, raccolta dei rifiuti potenziata a Mondello e Sferracavallo, la campagna in vista dell'estate. E poi il passaggio in auto, poi lo stupro, condannato a 5 anni, la violenza lo scorso anno in via La Malfa a Palermo, la vittima ha subito denunciato l'aggressione, l'uomo identificato grazie alla sua testimonianza e anche alle immagini delle telecamere. Questa è la prima pagina del giornale di Sicilia. Siamo adesso alla Gazzetta del Sud, anche qui c'è l'apertura su Berlusconi, il lutto nazionale divide, deciso dal governo, mai finora per un ex premier, coro di critiche dalle opposizioni. Oggi alle 15, come abbiamo detto, ci saranno i funerali a Milano. Coordinatore di Forza Italia, c'è l'ok ai nomi che sono stati indicati alla fascina, ma evidentemente erano già stati indicati da Berlusconi. Incombe il noto finanziario, si guarda Marina
Berlusconi e alla sua amicizia con Meloni. Questo per quanto riguarda sempre Berlusconi. E poi una notizia che riguarda invece l'ex premier Romano Prodi, ma allora improvviso è morta la moglie Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, un lutto per l'ex premier che aveva avuto parole anche diciamo importanti nei confronti di Berlusconi in queste ultime ore. Un paio di notizie ancora che riguardano la città di Messina invece, guasta la condotta. Quello che leggiamo sulla città di Messina, la condotta è l'acqua inquinata, vietato l'utilizzo in un'area del centro della città. Questo è diciamo importante per chi ci segue da Messina. Barcellona, il pronto soccorso è stato ultimato, ma mancano i medici. Questa è la notizia. Sfuma ancora la chance di riaprire il reparto, fallisce anche il secondo bando con un solo partecipato. Ma questo è un problema grossissimo, non solo di Barcellona, che pure lì è serio, ma è dappertutto, mancano i medici. Mancano i medici. Addirittura arrivano dall'estero. Esattamente, li importiamo adesso i medici. Un paio di notizie che ci riportano intanto al ponte, ecco le grandi imprese in campo, assieme alla WeBuild, la spagnola Sashir, la holding giapponese del gruppo Lee e altre aziende. Il passaggio più importante nei prossimi giorni sarà l'incontro tra la società Stretto di Messina e il General Contractor. Vediamo come andrà a finire. Insomma, ci sono sempre novità a proposito del ponte. Sì, sarà misto, come abbiamo detto più volte, aziende internazionali e poi lo Stato, e su questo era intervenuto il presidente dell'autorità nazionale antiracco, dell'autorità, dicendo attenzione, fate attenzione. Stamattina una piccola appendice anche con lo sport, visto che ci siamo, il Catania e il tecnico è una questione di ore, solo praticamente si attende l'annuncio, spunta però una sorpresa. Dabbiani resta favorito, però ci sono dei rumors attorno all'ipotesi di Toscano, allenatore del Cesena. Ieri ha presentato le dimissioni e potrebbe anche essere diciamo indirizzato sulla città di Catania. Andiamo a Messina invece, perché ci sono passi avanti per la cessione del club, le parti avrebbero trovato dei punti di accordo, si lavora anche all'iscrizione al torneo, un'altra giornata di trattative tra il presidente Sciotto e l'imprenditore Mannino che è interessato a rilevare il club. Una notizia sempre di sport, ma stavolta parliamo di pallavolo perché è una bella realtà, si tratta della Saturnia, un posto in Superlega, la sfida della Saturnia entusiasma Catania, la squadra Etnea prende il posto di Vibo Valencia nella massima serie, c'è uno sponsor per sostenere il budget di 1 milione e un tesoro di spettatori. Mi piaceva sottolineare questa bella notizia. Non uscite di casa perché fra pochissimo ci sarà la rassegna dei quotidiani nazionali. State con noi davvero. Buongiorno Sicilia. Sono 7.46, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano, che ci illustrerà i quotidiani, almeno le prime pagine dei quotidiani nazionali. Allora, stiamo già vedendo, lo vediamo noi sull'Edwall, ma adesso i nostri telespettatori vedranno a casa, il Corriere della Sera, la prima pagina, l'addio tra dolore e polemiche, oggi funerali di Stato per Berlusconi in Duomo, la challenge ci sarà, Conte invece no, Rosy Bindi contro il lutto nazionale. A Milano, attesi leader politici, migliaia di persone, decise imponenti misure di sicurezza. In Parlamento sono state sospese le votazioni fino a lunedì. Questo è il quadro, l'Italia si ferma di fatto. E poi ad Arcore l'atto finale, ci sono dei racconti, quel duello con Borrelli, IPM e le sue ragioni, e poi ancora il rebus dell'eredità. Questi alcuni degli argomenti messi in evidenza dal Corriere. E poi c'è l'intervento di Giorgia Meloni, ecco perché ha vinto segnando un'epoca. Questa è la riflessione di Giorgia Meloni stamattina sul Corriere della Sera. Poi l'abbiamo già visto, l'abbiamo anticipato, Prodi vede la moglie morire su un sentiero, malore mentre camminano insieme in Umbria, Straziante anche questo, gravissimo sì. Lutto per l'ex premier. E poi la cronaca con la bimba sparita, c'è un testimone, e qui
quindi ci potrebbe essere la svolta. Ho visto che ha portato via a Cata, spunta un testimone per il giallo di Firenze, e quindi potrebbe arrivare breve, speriamo, una soluzione positiva a questa vicenda. Lasciamo il Corriere, c'è una fotonotizia su Repubblica in apertura. Un lutto per dividere la morte di Berlusconi, scrive ancora Repubblica. Palazzo Chigi impone al paese una serrata politica di 7 giorni ed esegue solenne dell'ex premier che hanno un solo precedente, Cavour. Quindi siamo ai tempi dell'Unità d'Italia, 1800, insomma. Non era mai successo sostanzialmente. Mai questo. Oggi a Milano, lo ricordiamo, lo ribadiamo, sono i funerali di Stato in diretta TV sui maxi schermi, un corteo per il feretro da Arcore fino al Duomo, attese 10.000 persone, e intanto arriva la riforma della giustizia, perché in questa riforma voluta dal ministro Nordio ci sarà via all'abuso di ufficio e arresti decisi da più giudici. Questo è quello che prevede la nuova riforma. Poi ancora approfondiamo, anche qui evidentemente ci sono degli approfondimenti da un punto di vista politico, il blitz della Fascina e i suoi ai vertici del paese, del partito, Mediaset al bivio, arroccarsi oppure vendere, questo è il futuro immediato, e da un punto di vista politico che aziendale. Poi il commento di Sebastiano Messina: nel cordoglio forzato il disegno della Meloni e in retroscena lo spettro del governo tecnico dopo il Big Bang di Forza Italia. Il governo tecnico? Ma. Così scrive Claudio Tito. Che poi si contrappone al titolo di Messina che dice al contrario, è stata la Meloni che ha organizzato un po' questo grande periodo di lutto, quindi insomma sembrerebbero in contrasto. Vabbè, comunque vedremo. Poi Flavia Franzoni muore tra le braccia del suo romano, altra notizia di un grave lutto, addio a McCarthy, l'esploratore dell'America spietata. E anche qui, intelligenza artificiale, tornano i Beatles, l'algoritmo resuscita l'ultima canzone. Quindi praticamente abbiamo ottenuto l'eternità, perché se uno può riprodurre le voci sempre... Può cantare qualsiasi cosa. A distanza di secoli addirittura. Esatto. E poi Riccardo Muti, la musica è rispetto. Bella questa. Per restare in tema proprio di musica. Siamo sulla Stampa, Berlusconi, anche qui il lutto che divide. Il tema di oggi è proprio questo. Tensioni al Consiglio di Forza Italia, sulle nomine passa la linea della Fascina, Ronzulli: se ci spacchiamo facciamo un torto a Silvio. Questa è la riflessione di una delle personaggi più vicini a Berlusconi, sicuramente. E poi perché la figlia Marina prenderà il comando a proposito delle aziende. E ancora Mediaset, la 7 e Cairo, il grande risico delle TV. Poi c'è una riflessione, un'intervista a Mentana, dice basta scuse per destra e sinistra, e anche qui addio a Flavia Prodi, la first lady più discreta. Vediamo un po' questa foto notizia che pubblica la Stampa: la strage dell'indifferenza dalla Lombardia alla Sicilia, in sole 24 ore 6 vittime sul lavoro nel silenzio generale. È veramente gravissimo, ha ragione, la foto è bellissima e tragica, stavo guardando. Questa è la fotonotizia, e poi c'è un'inchiesta che riguarda il Covid. A 20 anni dopo il Covid ha smesso di mangiare. È una storia di una ventenne. Ho iniziato a stare male in seconda media dopo la morte di mio nonno. Insomma, racconta questa storia di questa una testimonianza dolorosa. Esattamente. Poi siamo sul Sole 24 Ore, evidentemente si parla sempre di Mediaset, di Forza Italia sì, ma evidentemente il futuro finanziario
dell'impero Berlusconi. Forza Italia in bilancio e debiti per 90 milioni verso la famiglia Berlusconi, oggi i funerali, strappa ancora il rialzo Mediaset in borsa, mentre Vivendi, che è socio diciamo del gruppo, è in attesa, sta aspettando evidentemente qualche mossa. L'inflazione negli Stati Uniti è al 4% e quindi la Fed è in frenata. Attenzione, tasse per le partite IVA in vista alla proroga al 31 luglio dei versamenti, e super bonus dei condomini, villette, le nuove istruzioni su come utilizzare questo strumento. Un prontuario da non perdere. Assolutamente no. E poi per il calcio ritorna la stretta sulle plusvalenze, il tema che praticamente ci accompagna ormai da tempo. Mesi, sì. Anche sulla Sole 24 Ore, addio a Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. Questa è la notizia su Sole 24 Ore. Adesso rapidamente anche gli altri titoli sugli altri quotidiani. Avvenire, il Papa, troppi precari e non si speculi sui poveri. Questo è il titolo. Poi l'ultimo saluto a Berlusconi, critiche sul lutto, cattolici divisi, effetti negativi, no affatto. Bene, insomma, punti di vista. Trump, dei giudici, sono innocente, ricordiamo 37 capi di accusa per l'ex presidente degli Stati Uniti d'America. Il Giornale, l'Italia per Silvio, l'ultimo abbraccio, tutto il paese si ferma per salutare Berlusconi, funerali di Stato in Piazza del Duomo a Milano con Mattarella e altri leader internazionali. Lettera di Pier Silvio, papà ha fatto tanto, sarà un giornale esempio. di Stato a lutto. Sì, come vedete la possiamo evidenziare e vediamo se riusciamo a farlo vedere, insomma, ma si vede bene, con il lutto. Poi Libero, i soliti comunisti, questo è il titolo di Libero, la sinistra contesta il lutto nazionale, la russa chi odia non capisce l'Italia, Giorgia Silvio riderebbe di loro, attaccano Berlusconi anche da morto. Rosy Bindi, più cattiva che intelligente, scrive ovviamente il Libero. La stilettata contro la Bindi, immancabile. Poi l'addio a Flavia Franzoni, condoglianze a Prodi per la moglie. Scese in campo, è Cairo l'erede del Cavaliere? Già se ne parla, quindi già si pensa, insomma, questa potrebbe essere una chiave di lettura. Trump in arresto, caccia alle streghe, prese le impronte, ma niente foto, segnaletica per l'ex presidente che si è portato a casa un po' di documenti segreti. Vabbè, niente di speciale. Roba da poco però. Ecco i funerali dello Stato, scrive ancora, come potete vedere in prima pagina, il Fatto Quotidiano. Oggi le esegue, le Camere sospendono i voti per 7 giorni. Mattarella, Meloni, Schlein e C in Duomo, Zanotelli non merita la Chiesa, Forza Italia si sfarina tra debiti e guerra, di successioni Mediaset in declino, va verso la vendita, la teleadorazione fanno flop, Camere penali contro i PM perseguitato. Insomma, sono tantissimi punti di vista stamattina sul Fatto Quotidiano. C'è il manifesto anche, l'unto nazionale. Gioco di parole classico del manifesto, che scrive l'unto nazionale, poi aggiunge bandiera mezz'asta in quasi tutto il paese, Camere chiuse 2 giorni, prima di lui è stato fatto solo per Papa e Presidente della Repubblica, dopo un giorno di processione ad Arcore, oggi c'è il funerale di Berlusconi nel Duomo di Milano, reti unificate, la beatificazione. Non sapevo che fossero fatto anche per il Presidente della Repubblica, non me lo ricordavo, quindi in realtà dei precedenti ci sono, anche se Berlusconi non era Presidente della Repubblica. E poi, vedi, la beatificazione è avviata, scrive ancora il manifesto. Siamo all'Unità, stamattina vediamo anche la prima pagina dell'Unità, Meloni lancia l'OPA sull'eredità del Cavaliere, la destra va verso Le Pen. Inizio del dopo Berlusconi. Questo è l'inizio del dopo Berlusconi. E poi lasciamo anche l'Unità, siamo al Riformista, polemiche inutili, quanto scrive in prima pagina con questa fotonotizia il giornale diretto da Matteo Renzi. Siamo adesso al Tempo di Roma, la resa dei nemici, tributo a Berlusconi. Anche gli storici rivali rendono onore all'uomo che li ha sempre sconfitti, famiglie e amici più stretti ieri a Villa San Martino per la Camera Ardente, oggi funerali di Stato in Duomo a Milano, attese 15.000 persone.
Bindi, Montanari e Vauro, gli ultimi talebani anti-cavaliere. Questo è quello che scrive. Come dice ora, è giusto che tu ti rifaccia una vita. Questo ovviamente. E poi ancora su Trump, arrestato e subito rilasciato, secondo i giudici del tribunale, per l'ex presidente non c'è pericolo di fuga. E poi anche qui l'addio a Flavia Franzoni, la moglie di Prodi, aveva 76 anni, ne abbiamo già parlato diciamo, con altri titoli su altri giornali. Forza Italia nel solco del Cavaliere, ieri vertice dell'ufficio di presidenza del partito, si va avanti con i nomi scelti da Berlusconi, oggi nel Duomo di Milano i funerali di Stato con il governo, gli ex premier Orban e anche la Schlein. La vicenda della bimba, l'ultima pista di Cata, rapita per vendetta dopo uno stupro. Queste sono particolari che leggiamo stamattina per la prima volta. Violenze su una ragazzina nell'hotel occupato a Firenze, le ricerche anche in Pozzi e Tombini. Vedremo quali sviluppi ci saranno. C'è un ultimo titolo ancora da vedere. Abbiamo la nazione di Firenze nel nome del padre, per chiudere diciamo stamattina la nostra rassegna stampa nazionale. Bene, grazie Angelo. Allora adesso diamo un'occhiata al tempo e poi parleremo dei nonni, mi raccomando, state con noi, a più tardi. Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Tempo molto instabile o perturbato nella giornata di mercoledì su gran parte d'Italia, specialmente al centro, con fenomeni anche di forte intensità che poi si sposteranno anche verso le regioni meridionali. In Sicilia infatti il tempo tenderà a peggiorare nel corso del giorno, con aumento delle nubi e qualche acquazzone o temporale a partire dai settori occidentali ed interni. Sarà invece ancora in prevalenza asciutto sul litorale ionico. Le temperature saranno comunque gradevoli su valori estivi tipici del periodo. Per quanto riguarda poi la giornata successiva, giovedì, avremo un ulteriore peggioramento del tempo anche sulla nostra regione, con fenomeni abbastanza diffusi che tenderanno a interessare gran parte delle nostre località e saranno seguiti da un miglioramento a partire dai settori occidentali. In questo contesto le temperature diminuiranno, nei valori massimi non si andrà oltre i 25-26 gradi su gran parte delle nostre città. Ma per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. Eccoci qua, sono le 7.59, manca pochissimo alle 8. Con noi il dottor Michele Gulizia, cardiologo. Ci occuperemo soprattutto di persone anziane. Allora, l'età media in Europa al 1 gennaio del 22 era di 44,4 anni, in Italia di 48 anni, quindi questo vuol dire che da noi si vive più a lungo. È importante però vivere anche bene, ecco perché ci vogliono i consigli di un esperto come il dottor Gulizio. Cominciamo a capire questo, perché, come dire, dannazione, si invecchia. È normale invecchiare, noi abbiamo una sorta di orologio, no? Biologico. Questo orologio scandisce il tempo di vita di una cellula. Noi sappiamo con certezza le cellule del mondo animale e del mondo vegetale quando iniziano e quando finiranno, ovvero le cellule per replicarsi si dividono, si sa, si divide a metà, la metà si divide in 4 parti e così via. E questo processo che ha un limite, cosiddetto limite di Hayflick, non fa altro che essere un orologio biologico dopo il quale la cellula arriva a un punto finale per cui poi si degrada e muore. Questo è il motivo per cui una mosca dura, sappiamo che ha una vita media fra 2 massimo 4 settimane, una balena artica ha 200 anni di vita. No? Diciamo anche che la balena artica, come l'elefante, ha un numero di battiti molto basso e quindi questo anche per sottolineare in molti soggetti, al di là ovviamente che non hanno sintomi, dice i battiti a 50 non è che è pericoloso, dico no, è un fattore di protezione stupendo, io ce l'ho 41, voglio dire, ma gli sportivi li tengono molto bassi. E questo è il punto, dottore, se sappiamo quanto deve durare una cellula, perché riusciamo invece, grazie al cielo, a invecchiare, come dire, a rimanere vivi, diciamola brutalmente, di più? Perché noi abbiamo anche un altro meccanismo importante, ovviamente le nostre cellule mentre che si dividono e quindi aumentano di numero perché da piccoli diventiamo grandi, si sviluppa un organismo, cosa fanno? Hanno una sorta di regolazione interna che evita alle scorie che si accumulano all'interno della cellula di uccidere la stessa cellula, per cui la cellula a un certo punto ha il cosiddetto fenomeno dell'apoptosi, cioè decide la propria morte cellulare
perché quella cellula è talmente piena di scorie e fa apposta a un'altra cellula sana, e questo per evitare anche che le cellule possano degenerare e andare incontro al cancro, tant'è che le cellule che purtroppo sfuggono a questo meccanismo sono le cellule che poi diventano neoplastiche, e queste cellule purtroppo si dividono e non muoiono mai. Dalle prime cellule che il nostro mondo scientifico ha isolato, che si trovano negli Stati Uniti, queste cellule sono in cultura in vitro, sono lì che si replicano regolarmente e dureranno tutta la vita. Noi invece dobbiamo dire viva l'apoptosi. Viva l'apoptosi, perché c'è un inizio e c'è una fine. Ovviamente ci sono anche degli elementi esterni che possono peggiorare o migliorare. Quelli che peggiorano sono i raggi ultravioletti, una delle raccomandazioni per cui si dice non vi esponete al sole senza protezione, le radiazioni ionizzanti, quindi evitare di stare vicino a fonti di radiazione, anche elettromagnetica è importante, e i radicali liberi, cioè tutto lo stress, lo smog, gli acidi in genere che ci sono anche nell'aria, ma soprattutto anche i cibi che noi consumiamo, per cui ovviamente fare una buona alimentazione, una dieta mediterranea che viene ancora oggi riconosciuta come la migliore dieta per vivere meglio e vivere a lungo, come diceva lei, dottore Cucuzza, è ovviamente uno dei toccasana per far sì che queste cellule si replichino con tranquillità e quindi ovviamente ci portino a star molto bene. In eterno. In eterno. Come invecchia il cuore, dottore? Lei è un cardiologo, queste cose le sa a memoria. Il cuore, come tutti i muscoli, ovviamente anche lui subisce questo processo. Un cuore che è sano, cioè non è colpito da malattia, questo processo lo tiene per un certo numero di anni, sempre quel famoso limite che abbiamo detto dovuto a questo orologio biologico, dopodiché le cellule dei muscoli vengono sostituite da quello che è un tessuto connettivo, un po' quello che si forma quando uno si taglia una cicatrice, che ovviamente perde quell'elasticità, quell'importante forza muscolare che avrebbe la cellula muscolare. La stessa cosa succede nelle arterie, per cui più facilmente ovviamente il tessuto si rilassa, è meno elastico. Nel caso delle arterie, per esempio, non riescono più a supplire gli sbalzi di pressione, per cui non arrabbiamoci, non alziamo la voce, non ci esaltiamo troppo, inalberiamo quando si raggiunge una certa età, dopo 50-60 anni, perché le nostre arterie non ci vengono dietro, e quindi questo ci può creare dei danni. Questi sono i fattori di rischio per l'età più avanzata? I fattori di rischio per l'età più avanzata, diciamo il cuore dei nonni rispetto al cuore dei giovani, sono gli stessi. L'ipertensione arteriosa, bisogna stare attenti all'obesità, perché l'obesità è un fattore di rischio importante, la ipercolesterolemia, che non è un fattore di rischio ma è un fattore causale. Che cos'è quest'ultima? Ipercolesterolemia, cioè il colesterolo alto nel sangue, soprattutto quello cattivo, perché questo causa sicuramente, con certezza, un'ostruzione delle nostre arterie. Il colesterolo dipende da quello che si mangia? Da quello che si mangia soprattutto, e se qualcuno ha un difetto nella eliminazione o nella sintesi del colesterolo deve prendere le pillole che aiutano a eliminarlo. Il problema non è come si cura, il problema è mantenerlo basso. In qualunque modo si riesce a mantenere basso, l'effetto è lo stesso, cioè si riesce a contrastare l'effetto del... E invece l'obesità, vorrei che facesse un piccolo approfondimento. L'obesità per due motivi. Primo, perché obesità spesso significa sedentarietà, e la sedentarietà purtroppo si associa ad alti livelli di adrenalina, perché il soggetto non è più abituato allo sforzo fisico, a muoversi, e secondo, perché facilita quei processi metabolici di accumulo che peggiorano l'obesità, fanno depositare calcio e soprattutto colesterolo, ma anche trigliceridi hanno un ruolo importante negli obesi, nelle arterie sia cerebrali che coronarie, e nei soggetti anziani le arterie cerebrali sono molto molto importanti, e poi perché ovviamente crea anche un po' di depressione. La depressione è uno dei fattori di rischio importante per le malattie cardiovascolari, anche e soprattutto nel soggetto anziano. Quindi è importantissima l'alimentazione. Fondamentale. L'alimentazione e anche la riduzione del fumo. L'abitudine tabagica, se già fa male quando si è giovani, quando si è più anziani e le arterie sono già rigide, sono un po' aterosclerotiche, come si suol dire, sia per l'effetto vasocostrittore che è la nicotina direttamente, che può creare lo spasmo coronarico cerebrale, e sia per l'effetto purtroppo dannoso del monossido di carbonio, cioè quel fumo che noi ogni tanto vediamo, che altro non è che un veleno tossico per il nostro organismo, e che ovviamente va a perdere
perdurare e far peggiorare, a parte il cancro del polmone e di tanti altri distretti, della vescica, della mammella nella donna, dell'utero, ma soprattutto crea un'alterazione di quella che è la parete, l'endotelio, di cui è rivestita l'arteria e che peggiora ovviamente il processo di aterosclerosi. Dicevamo l'alimentazione, dottore, stavamo dicendo. Certo, dieta mediterranea significa mangiare almeno... Bisogna mangiare 5 volte al giorno. Io capisco che è difficile mangiare 5 volte al giorno, ma se noi ci pensiamo, colazione, pranzo e cena ce li abbiamo già dentro. Si tratta di fare uno spuntinello a metà mattinata, che poi spesso si fa o nel pomeriggio. Basta un frutto. Basta un frutto o basta un ortaggio, una carota, una costa di sedano. Perché questo è importante? Perché è importante? Prima perché le fibre aumentano il transito, la velocità di transito intestinale e quindi danno meno tempo per riassorbire il colesterolo, quindi il grasso cattivo che noi riassorbiamo. Secondo, le fibre, soprattutto mangiate insieme alla carne, alle fibre carne, permettono appunto di velocizzare questo transito e quindi sono benefiche. Terza, perché le fibre sono piene di acqua, quindi ci idratano in maniera importante, sono a bassissimo contenuto calorico, quasi inesistente, non contengono colesterolo e per questo motivo noi dobbiamo mangiarne almeno di 5 colori diversi, meglio se 7, e la stessa cosa anche per la frutta. La frutta, togliamoci questa disabitudine, bisogna mangiarla lontano dai pasti, perché sennò non si assimila, se non fa fermentare. La frutta fa bene sempre, così come la verdura. Se avete la possibilità di mangiarla fuori dai pasti e quindi per esempio a merenda e durante il pomeriggio o nello spuntino della mattina, ancora meglio. Se non avete questa possibilità perché fate un lavoro che non vi consente di avere, mangiatela dopo pranzo, mangiatela prima del pranzo, mangiatela quanto volete, vitamine, sali minerali e soprattutto fibre che sono fondamentali per la nostra dieta. Le fibre lei lo dà per scontato, ma dove sono? Sono nelle sono verdure? Nella frutta e nelle verdure soprattutto. Nelle verdure. Frutta e verdura. Anche nella frutta? Anche nella frutta, certo, immaginiamo in questo momento le pesche noci sono pienissime di fibra, quei filamenti molto sottili che sono succosissimi, quelle sono tutte fibre che poi vengono eliminate e che migliorano anche l'eliminazione del... Ma come facciamo a tenere il cuore allenato? Cioè, perché noi stiamo seduti molto tempo della nostra vita, la passiamo, insomma, per chi fa questo lavoro. Ma come facciamo a tenere il cuore allenato? Beh, io a voi due consiglierei, visto che la mattina state un'ora seduti, durante i momenti di pausa fate 4 giri veloci attorno al tavolo e poi vi sedete, perché già questo permette di regolare i livelli di catecolamine, perché ovviamente si accumulano perché ci sono i tempi della trasmissione, attenzione, la regia, la camera, eccetera. Tutto questo crea un micro stress che non ci fa bene, soprattutto se stiamo fermi, e quindi riuscire a abbassare il livello delle catecolamine consumandole, facendo una corsetta attorno al tavolo, per esempio. È così. Lo possiamo fare a telecamere accese, anche così. Possiamo fare un trenino. Diamo il buon esempio. Ma comunque l'attività fisica, che è fondamentale. L'attività fisica non significa andare per forza in palestra. La più bella e la migliore attività fisica è quella che si fa mettendosi un paio di scarpette, un pantaloncino, una magliettina e facendo 5 km in 2 ore, in piano. Non c'è bisogno di fare 5 salite. km? In 2 sono ore. tanti però. Non sono tanti. No. 5 km in 2 ore sono 2,5 km. Sono, diciamo, da Piazza Europa ad arrivare un po' oltre Ognene e ritorno, camminando, non bisogna correre. Chi può correre corre, chi non può correre cammini a quel passo sostenuto che consente di arrivare, non dico sudatissimi, ma un po' impegnati. Si eliminano scorie e soprattutto si metabolizza tutto quello zucchero, tutti quei grassi che noi abbiamo in accumulo e che li cominciamo a sciogliere. E qui arriva l'acqua. È utile? Fondamentale. L'acqua, 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno, oligominerale, attenzione, molta gente beve l'acqua gassata. L'acqua gassata non è un toccasana per 2 motivi. Primo, perché l'acido carbonico, l'anidride carbonica ovviamente tende a far precipitare quella che è l'alcalinità non solo del sangue, ma soprattutto poi per il rene la formazione di calcoli, che è una cosa importante.
capisco che può essere anche più gradevole al palato di alcuni, ma l'acqua oligominerale è un'acqua diuretica, è un'acqua che permette al rene di filtrare bene. Il rene è un filtro, se noi questo filtro lo teniamo sempre ben pulito e le maglie di questo filtro sono pulite che permettono il passaggio delle scorie, questa è una cosa importante. Mi permetto di aggiungere una cosa, visto che parliamo di anziani. Spesso agli anziani viene detto che gli anziani devono mangiare meno e soprattutto poche proteine. Non è vero. Non è vero. Gli anziani tendono a perdere proteine, quindi le proteine le devono mangiare, devono fare passi regolari e soprattutto... le proteine sono prevalentemente pesce, la carne la possono anche mangiare, è importante, se no spesso fanno anemia. Quello che è importante è che l'anziano deve stare attento ai livelli di sodio. Una dieta che per un soggetto che soffre di pressione alta più giovane può essere iposodica, per l'anziano in cui il rene è un po' sclerotico, ha una certa età e tende a perdere sodio con le urine, una minima quantità di sodio deve essere supportata, quindi le pietanze non salate ma con la giusta quantità di sodio, 3-5 grammi al giorno, va messa, perché questo aiuta l'omeostasi, se no poi hanno problemi di demenza, di confusione e soprattutto di grande stanchezza. Ogni tanto arriva qualche anziano e dice io non ce la faccio più a muovermi, mi sento stanchissimo, ha il sodio basso, fate le analisi, controllate il sodio, un prelievo di sangue, gli elettroliti, sodio, potassio, cloro, magnesio e calcio. Ma il sodio da dove lo prendiamo? Il sale da cucina. Sale da cucina. Negli alimenti normali, chi mangia il pane. Non è vero che è un nemico il sale? Sì, ma nell'anziano ultra 75enne che ha la tendenza a perdere il sale, un apporto di 3 grammi di sale al giorno è fondamentale per far funzionare tutto il sistema. Ultra 75enne, va bene. Grazie dottore, è stato preziosissimo. Adesso facciamo una breve pausa e noi tre ci facciamo una corsetta. State con noi, qua, torna a tavola. A dopo, buongiorno Sicilia. Grazie Michele. Sono le 8:15, questo è Buongiorno Sicilia, adesso in diretta 2 storie di integrazione, non solo a Palermo, con il nostro Marco Gullà, che fra poco vedrete, insieme con Giovanni Zizza, che è socio fondatore di Multivolti, e insieme a Malik, che è immigrato della Gambia, gestore di barconi. Spiegaci un po', Marco. Eccoci qua, infatti Michele, buongiorno a tutti, e abbiamo al mio fianco appunto Giovanni e poi Malik, insomma la mia destra. Insomma, Multivolti è un'associazione decisamente abbastanza rilevante, ma soprattutto molto importante. Qui proprio nel quartiere di Ballarò ha creato una integrazione tra la comunità proprio palermitana di Ballarò, che è un quartiere non semplicissimo, con tantissimi giovani che arrivano poi anche dai paesi dell'Africa, come Malik che arriva dal Gambia, ma non soltanto. Quindi hanno dato lavoro, ma soprattutto hanno dato una speranza a chi è arrivato da paesi lontani e che è venuto qui a trovare anche lavoro, come il nostro Malik, che è il responsabile appunto di barconi. Io chiedo direttamente a Giovanni come è nata questa idea. Allora, questa idea è nata insieme a un progetto più grande, che è appunto il progetto Multivolti, ed è nata insieme durante un viaggio di turismo responsabile che noi organizziamo, osservando le barche colorate che stanno sulle coste del Senegal. Mi è nata subito l'idea anche triste dei barconi che loro usano per arrivare qui in Italia, arrivare qui in Occidente. E la parola però barconi aveva un doppio significato. Uno, un significato brutto, appunto, che è quello della disperazione che li spinge ad arrivare qui, ma anche, se la cambiamo come significato, è un barconi, un bar che vende gelati. Il bar dei coni. Sì, è un bar che diventa, la parola diventa speranza, perché da una frase brutta, una parola brutta, esce fuori una frase che dà speranza, dal lavoro, da inclusione sociolavorativa, perché dobbiamo lavorare su queste tematiche, sui diritti, sul diritto al lavoro, sul diritto a un lavoro regolare soprattutto. Quello che vedete inquadrato, tra l'altro, è anche un ex cuoco
molti volti, Shapur Safari, che insomma è stata anche un'icona un po' anche della vostra azienda, della vostra ristorazione. Qui insomma, come dicevo poc'anzi, anche Michele, abbiamo al mio fianco Malik, che Ciao, è Malik. arrivato in Italia. Si salutano ovviamente, ti saluta Michele Cucuzza, è arrivato in Italia nel 2017, è arrivato a Pozzallo e pensate, questo ragazzo qui si è messo a studiare ma soprattutto a lavorare e adesso insomma un gradino importante insomma l'ha raggiunto grazie alla gestione, ma soprattutto è una sorta anche di responsabile di Barconi e fa andare insomma questo bar veramente a meraviglia. Cosa... Raccontaci, Malik. Raccontaci un po'. Allora, io lavoro qua a Barconi e mi piace anche come progetto, ma per vari motivi. Perché considerando che ho conosciuto molti volti dal 2018 e ho sempre collaborato con loro fino a quando è nato il progetto di Barconi e me l'hanno proposto. Ero felicissimo perché lì ho capito che allora la parola Barconi può avere un significato oltre quelle che avevo pensato o oltre quelle che avevo subito, perché la parola Barconi prima quando lo sentivo pensavo solamente alla disperazione, ma ora sento Barconi e penso alla speranza, perché già trovando lavoro e lavorando a Barconi mi piace anche sentire il nome Barconi. Ma li sai fare che, tu i coni? Okay, Li fai tu i lavoro, coni? ma anche Ti chiede Michele che appunto dice, li fai tu direttamente i coni, insomma, sei qua insomma una sorta di tuttofare. Sì, Sì. per adesso sì. C'era diciamo collaborazione con Cappadonia, però per adesso facciamo servizio, iconi, quindi tutto. Insomma, quando Michele, se ti troverai a Palermo e vuoi gustare, insomma, fatti dire la l'ottimo specialità, gelato. qual è la specialità loro? La specialità, insomma, qual è la specialità di Barconi? Allora, il gelato, c'è un gelato con le arachidi che ricorda il piatto tradizionale senegalese che è il mafè, ed è il gelato, appunto, il gelato gusto molto. Alle arachidi, buonissimo. Sì, come un gusto identitario. Bello. Pensate Michele, pensate che insomma nel cuore di Ballarò, insomma noi tra l'altro abbiamo anche la scorsa settimana, se non sbaglio, parlato di Ballarò per un caso assolutamente diciamo delicato, sì. la morte di un ragazzo per insomma l'assunzione di crack. Però a Ballarò non c'è solo questo, ma soprattutto, l'abbiamo detto e ridetto, un quartiere particolare, e qui la bravura, l'abilità anche di molti volti è stata quella di creare una connessione proprio con il quartiere. Insomma, non è stato facile. Sì, voglio proprio sottolineare questo aspetto, è importante che questi luoghi gli spazi del mercato e vicino al mercato siano colonizzati in maniera positiva da realtà che fanno delle cose che interagiscono con l'ambiente, perché poi alla fine lo spazio se lo prende chi lo vive. Se lo vivi con attività positive che restituiscono socialità, allora il quartiere si evolve in positivo. Se invece questi spazi vengono lasciati ai margini, verranno utilizzati in maniera sbagliata. Assolutamente sì. Io direi di ancora chiedere a Malik, stavamo vedendo anche una tua collega nelle immagini poc'anzi che lavorava. Tu dopo 6 anni, perché sei arrivato nel 2017, cosa pensi, cosa puoi dire di Ballarò, di questo quartiere, insomma, che magari fino a qualche anno fa era un po' visto con diciamo una visione quasi negativa da parte dei palermitani e non solo. Ma tu cosa pensi di Ballarò, del quartiere proprio? Allora, io del quartiere di Ballarò mi piace molto, anche perché mi piace che le gente lo frequentano di più, così possono capire la realtà, soltanto per non basare alla pregiudizi. Giusto. I clienti chi sono? Perché Soprattutto giovani? Chi diciamo, sono quelli che vengono? I clienti chi sono di Barconi? Che clienti arrivano qua nel fine settimana, durante comunque tutto il giorno? Allora, la clientela diciamo è misto, un po' di gente locale ma anche un po' di turisti. Però se parliamo proprio di Ballarò, io personalmente mi piace perché ho sempre lavorato con Ballarò, anche sempre con molti volti, abbiamo anche un altro progetto che si chiama Attraverso i miei occhi ed è una passeggiata dentro Ballarò ma raccontare le nostre esperienze come una specie di turismo responsabile. Bello. Quindi 6 anni che è in Italia, parla un italiano insomma abbastanza perfetto, articolato. sì. Complimenti davvero a Malik.
è proprio un'esperienza importante di turismo responsabile in cui Malik accompagna i turisti alla scoperta del mercato tramite i suoi occhi, tramite la sua storia di migrante. È una maniera per invertire, per fare una sorta di shift, dire Ballarò non è solo Ballarò, ma è un posto vissuto da altre persone che ti possono raccontare tante storie importanti per comprendere la realtà mista, la realtà multiculturale che viviamo. Ma è vero dentro che questo avete anche mercato. una pasticceria lì? Fateci sapere. No, Barconi produce anche dolci, cioè abbiamo una cuoca che produce dolci che vengono venduti anche al ristorante vicino. Ecco, bravi. E soci stranieri avete, soci olandesi, svizzeri, leggo qua nella... Sì, diciamo che abbiamo una governance molto allargata, quindi siamo tante persone che provengono da tutto il mondo. Infatti molti volte alla fine è un progetto che tutela la biodiversità umana. Per noi la biodiversità è un valore, perché una società biodiversa è una società più forte, una società che ha tante risposte ai problemi che arrivano, e quindi è importante che noi questa biodiversità la tuteliamo, la proteggiamo, e i migranti sono la nostra biodiversità. Bravo, giusto, interessantissimo. Michele, abbiamo anche nei giorni scorsi, scusami se ti ho interrotto, per appunto il nostro TG, quello di Antenna Sicilia Telecollo, ho realizzato proprio un servizio sulla carenza di personale che c'è in questo momento in Sicilia per i ristoranti, per gli alberghi, e guarda, ci siamo proprio focalizzati anche sul molti volti, perché appunto nel ristorante in cui è socio ovviamente anche il nostro Giovanni c'è proprio una multietnia importante, dal Gambia al Senegal, insomma Afghanistan, Marocco, Libia, Egitto. Sono tutte diversità che noi vediamo come una risorsa. Certo, ed è importante che questa risorsa venga mostrata agli altri come una cosa positiva e non come un'eccezione negativa. Questo è importante. È una delle risorse, ovviamente anche al mio fianco sulla destra, che Malika, allora aspettaci che arriviamo, Angelo e io ti faremo una visitina, un trattamento verranno presto. Un trattamento speciale per noi due. Aspettiamo. Grazie, complimenti. Grazie anche al nostro Marco Gullà. Bene, facciamo una breve pausa e poi parleremo di soldi, come vengono spesi, certe spese che avvengono nella regione Sicilia. Lo approfondiremo con un collega importante del quotidiano La Sicilia, Mario Barresi. State con noi. 8:28, buongiorno Sicilia, ancora un'occhiata ai quotidiani di oggi con il nostro Angelo. Allora, andiamo subito a parlare dalla stampa con il conflitto in Ucraina, affronto a Zelensky, questo perché missili sulla sua città natale. Impronunciabile. Kryvyi Rih. Vabbè. 11 civili morti, russi terroristi, Putin attacca Shoigu. O generali da salotto, ci mancano armi e droni. Questa è la situazione. Quindi è una missione di una relativa difficoltà da parte di Putin. Questo per quanto riguarda la guerra in Ucraina. E poi la vicenda della bimba, ne abbiamo parlato già con i titoli delle prime pagine, perché ci sono delle novità. C'è una nuova pista, abbiamo detto, la vendetta per uno stupro portata via da un uomo, l'ipotesi shock, la scomparsa della piccola legata alla violenza subita da una minorenne. Un testimone li ho visti dirigersi nel palazzo accanto, scatta una maxi perquisizione, quindi ci sarebbe un testimone oculare, quello che dicevi stamane a inizio di programma, che avrebbe visto. Questa è un'altra delle notizie che vanno stamattina approfondite. E poi ancora parliamo in qualche modo anche di medicina, di scienza. La Banca dei Tessuti, una risorsa per la vita. Siamo a Roma. La Regina Elena. Esattamente, raccoglie ossa, legamenti, tendini e fasce muscolari utilizzati negli interventi di ricostruzione. Quindi diciamo che oltre alla banca del sangue, stiamo vedendo i numeri che possiamo dare. 1800 sono le donazioni che sono state ricevute, 3.877 i trapianti, il 72% i cittadini italiani che hanno già dichiarato la loro volontà, 18-30 è la fascia d'età in cui maggiormente concentrati i no alla donazione.
donazione, 8 sono i migliaia le persone che sono in attesa di un trapianto, 4 migliaia i pazienti che entrano ogni anno in una lista d'attesa, 7 i tessuti più donati, cornea, vasi, ossa, cartilagini, 35 l'età massima per poter donare. L'importanza quindi della donazione. Grazie Angelo, diamo il benvenuto al nostro collega Mario Barresi del quotidiano La Sicilia. Oggi è autore di un ennesimo scoop, guarda, sul quotidiano Sicilia, l'abbiamo già fatto vedere prima, però lo rivediamo insieme. Subito, no? Ha beccato una signora che dice Maria, Maria, la donna che disse no al CAB, il dolce segreto a gusto pistacchio. In che città è? È a Bronte ed è una famosa signora Maria perché è la moglie del celebre senatore Firrarello, alla quale Berlusconi in una serata di gala a Catania chiese la ricetta segreta della torta di pistacchio che lei mandava ogni volta, e lei, serafica, disse no caro Presidente, non gliela do la ricetta. Quindi è la ricetta che non ha dato e nient'altro. Va bene, ma noi adesso, complimenti, vogliamo parlare di inchieste, diciamo, altre inchieste giornalistiche, non solo sulle spese, certe spese in Regione Siciliana. In collegamento c'è anche Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno, eccolo qua. Allora, dobbiamo parlare di Sicily. Buongiorno. Sicily, vi ricorderete, è un portale della regione con 75 milioni per incentivare i turisti a trascorrere più giorni dalle nostre parti, quindi offriva un pernottamento, vi ricordate, un pernottamento in più ogni 3 prenotati, e l'abbiamo visto un po' in tutta Italia. Io mi ricordo quando andavo a Termini a Roma, c'è un cartellone immenso, gigantesco, che ricordava appunto questo, solo che poi man mano, grazie anche alle inchieste giornalistiche di Mario Barresi, sono andate chiarendo alcune cose un po' diverse da quelle che ci si aspettava. Su 37 milioni spesi, soltanto pochissimo, l'1,16%, aveva effettivamente finanziato la voce soggiorni, cioè che doveva servire a stanotte in più sostanzialmente, e invece 23,8 milioni, 24 quasi milioni impiegati nella comunicazione, e questa è una cosa che ha messo un po', come dire, innanzitutto in allarme. Ma a questo punto è intervenuta anche la Commissione europea, che ha recentemente minacciato il blocco dei pagamenti in quanto ha notato gravi irregolarità in questa operazione. Quindi l'Europa cosa può fare in questi casi? Quella che loro chiamano procedura di infrazione con verifiche e ma anche i 5 Stelle avevano segnalato irregolarità e noi ce ne eravamo occupati sempre con Mario Barresi, che è il nostro ospite. Ecco, adesso io chiederei proprio a Antonio De Luca di che cosa avete denunciato voi dei 5 Stelle. De Luca. Ma fondamentalmente noi abbiamo ripreso innanzitutto con il collega Luigi Giunseri i risultati dell'audit, ossia delle verifiche, dei controlli che vengono fatti su un campione di circa il 25% dei soldi spesi. E questo audit fondamentalmente ha dato dei risultati disastrosi sia in termini di resa dell'investimento, sia ha posto alcune criticità sulle modalità con cui questi soldi sono stati impiegati. E poi, per rendere, diciamo, l'argomento masticabile, fondamentalmente i risultati quali sono? Innanzitutto sono stati spesi da 4,8 a 23 milioni, sono stati investiti in comunicazione, e questi hanno reso solo l'1,16% di posti, ossia stiamo parlando di 17.000 posti, quindi un fallimento materiale della misura. Dall'altro c'è il problema, questo ancora più grave per quanto possa essere paradossale, del rischio della tenuta dei conti regionali, perché nel momento in cui l'audit dice tu hai speso i soldi in una maniera tale che non potevi spenderli, l'Europa questi soldi non te li dà più e quindi ce li devi mettere col bilancio regionale. E questo significa mettere a rischio 70 milioni di euro di un bilancio. Quanto può ripetere la cifra? Mi scusi, le stavo parlando sopra, può ripetere la cifra per favore? Il rischio è di 70 milioni, di dover coprire 70 milioni col bilancio regionale, che allora, nelle condizioni già disastrate. Grazie. Mario, puoi farci un po' l'inquadramento di tutta questa vicenda, avendo
come dire, messo in evidenza alcuni dettagli, ma in realtà a che punto siamo? Siamo al punto che la Commissione europea, tramite il direttore della DG Regio, che è quella che gestisce tutti i rapporti con le regioni locali per i fondi comunitari, ha detto non a Schifani, non a De Luca, non a Barresi, non a Cucuzza, ma all'ambasciatore italiano presso la rappresentanza al Parlamento europeo di far controllare alle autorità italiane che gestiscono i controlli sui fondi europei, di far rifare tutti i conti, pena, come diceva De Luca, la perdita di questi fondi. Nel frattempo l'audit di cui parlava De Luca alla Regione sta continuando, perché c'è un controllo di primo livello che si fa a campione, dal quale già erano emerse delle anomalie. Ora la Commissione europea chiede alle autorità italiane di controllare tutti i soldi, anche le ricevute del taxi, per dire. Se questi soldi non dovessero essere giustificati come spesa, la minaccia è appunto quella di perderli. Hanno già certificato più di 40 milioni, quindi 40 milioni sono stati spesi sui 70, esattamente sono 69,5 di cui parlava il capogruppo del Movimento 5 Stelle, e quindi se la percentuale di anomalia si mantiene simile a quella già dei campioni controllati, c'è il serio rischio che la Regione dovrà scucire di tasca propria soldi già spesi, perché poi considera gli albergatori hanno ricevuto voto per pieno, al di là del fatto che le stanze potessero essere piene o vuote, l'ammontare dei voucher, e adesso è un bel casino. Ma diciamo le critiche, e poi volevo chiederti qualcosa per quanto riguarda l'altra inchiesta, se si collega a quella di cui abbiamo parlato insieme recentemente, ma le osservazioni dell'Europa indicano che cosa? Cioè loro puntano a dire soldi spesi male, violazione delle norme sugli appalti, e quindi alcune cose date senza, per esempio, che ci sia, solitamente si fa un avviso comparativo a più aziende per poi scegliere la minore, probabilmente in qualche caso si è dato direttamente in gestione un servizio, e poi anche l'utilizzo per finalità non corrette, e quindi non per lo sviluppo del turismo. Addirittura c'è una parte di questo documento in inglese che poi io ho tradotto, in cui si mette anche in discussione la finanziabilità dei voucher, che poi sono il motivo per cui nasce Sisili. L'Europa dice i voucher potrebbero essere una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, voi non potete favorire gli albergatori siciliani rispetto a quelli spagnoli. C'è proprio lo spirito dell'iniziativa. E quindi se crolla quello, crolla tutta l'impalcatura. Ma tutto questo ha a che fare o no con l'inchiesta di cui ti eri occupato recentemente con Sicily Women in Cinema, cioè quel finanziamento prima di 2,2 e poi di 3,7 milioni per Cannes, e Schifani aveva bloccato questi soldi per una mostra fotografica di promozione della Sicilia a Cannes. A proposito, c'è stata Cannes di recente, ma senza la mostra. Sì, allora ha due punti di contatto. Uno è politico, perché sono misure che arrivano con lo stesso assessore che era all'epoca Maglio Messina di Fratelli d'Italia, con la stessa linea di gestione e di forte investimento rispetto soprattutto al mondo della comunicazione e della promozione. E questo è un aspetto politico. L'aspetto più significativo secondo me è che anche le carte di Sisili all'epoca del blitz della Guardia di Finanza negli uffici dell'assessorato al turismo sono state prese dai finanzieri nelle due inchieste parallele che ci sono sulle spese del turismo, che riguardano Sicily Women in Cinema
Toscana, ma anche Sisili, che poi è l'asse portante di quella che fu definita la finanziaria di guerra, cioè perché poi noi dobbiamo contestualizzare, cioè era una cosa teoricamente giusta, perché nella primavera del 2021 il governo regionale prende il settore più in ginocchio, quasi alla fine del tunnel del Covid. C'erano alberghi che rischiavano anche di chiudere perché la crisi aveva falcidiato il settore, e decide di fare una misura di aiuto. Su come si è fatta questa misura d'aiuto c'è tantissimo da dire, e probabilmente le risposte le troveranno anche altri. Ecco, De Luca, voi che come 5 Stelle lì in Regione, che progetti avete, che intenzioni avete? Di fronte a questo rischio dei conti è arrivato a dire 69,5 milioni. Io volevo puntualizzare due cose. Uno, che in questo momento uno dei rischi più grossi, paradossalmente, lo corrono proprio gli albergatori, che avevano dichiarato di voler aiutare, perché pare che siano partite anche dall'assessorato delle lettere in cui chiedono indietro i soldi ad alcuni albergatori, proprio per alcune problematiche di rendicontazione. Questo sarebbe l'assurdo nell'assurdo, che quelli che vuoi aiutare invece li affossi. La invece manifestazione di Cannes, la cosa scandalosa è che, come il TAR ha confermato, quell'affidamento non poteva essere fatto perché la società affidataria, una società anonima lussemburghese, di cui quindi dato conosce il presidente ma non i soci, quindi non sappiamo dove sono finiti i soldi di questa operazione, non aveva delle caratteristiche di esclusività attraverso le quali giustificare l'affidamento diretto di una somma così importante rispetto a una gara di appalto pubblica. Il Movimento 5 Stelle ha quindi chiesto dapprima la rimozione di Scarpinato, poi c'è stato Schifani, ha invertito gli assessori sempre all'interno di Forza Italia, quindi ha spostato Scarpinato dallo spettacolo alla cultura e l'Amara dalla cultura allo spettacolo, e questo per noi è stato a dir poco ridicolo e ingiustificabile agli occhi dei siciliani. Adesso loro chiedono di togliere l'assessorato a Fratelli d'Italia. Adesso scusa. È una seduta d'aula in cui discutere davanti alla Sicilia di questo argomento. Loro adesso chiedono esatto, l'ha detto, loro chiedono a Schifani di togliere l'assessorato da esponenti di Fratelli d'Italia che lo gestiscono sin dallo scorso governo. Perché non può sfuggire che gli ultimi 4 assessori, tutti gli assessori del governo Musumeci e del governo Schifani, sono sempre stati di Fratelli d'Italia. È una coincidenza o è una passione di Fratelli d'Italia per il turismo? Queste sono anche valutazioni naturalmente che necessiterebbero di un dibattito. Comunque è sul tavolo di Schifani questa vicenda, perché adesso lui aveva detto: dopo il ballottaggio faccio un check alla mia giunta. Adesso c'è stato il lutto di Berlusconi, diciamo i tempi della politica si sono dilatati, domani c'è una riunione di giunta dove non si parlerà di rimpasto, ma dalla prossima settimana, io ne ho parlato col Presidente ieri, si comincerà questo tagliando in giunta, che oltre al caso turismo Fratelli d'Italia affronterà tanti altri nodi un po' più delicati degli equilibri all'interno della giunta Schifani, e quindi fra una decina di giorni probabilmente anche la risposta positiva o negativa a questo appello provocatorio politico dei 5 Stelle di rimuovere Fratelli d'Italia dal turismo, probabilmente si conoscerà il risultato. Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo, tu che segui con cura e con attenzione le vicende anche siciliane oltre che quelle catanesi, cioè in regione, che cosa significa, cosa può succedere dentro la giunta Schifani, che cosa si prevede? Che è chiaro che il turismo... Tagliando, che vuol dire? Il tagliando vuol dire, per esempio, mette a rischio l'assessore leghista Mimmo Turano, che è accusato di aver appoggiato un esponente del centrosinistra a Trapani. Anche Schifani ha un po' di problemi in casa sua, perché per esempio molti contestano l'assessora alla salute Giovanna Volo, che è di Forza Italia. C'è stato un certo gelo fra Schifani e Falcone, l'assessore di Forza Italia all'economia,
l'autonomia con alcuni problemi anche legati agli esiti dell'ultima finanziaria regionale, e poi c'è, diciamo, uno scarso gradimento del Presidente rispetto a un paio di esponenti di Fratelli d'Italia, tra i quali l'ex assessore al turismo Scarpinato, di cui parlava De Luca. Fra una decina di giorni, comunque prima delle ferie estive, sapremo se questo check sarà soltanto una riunione di spogliatoio di Schifani con qualche cazziatone per qualcuno, oppure si cambierà qualche cosa a meno di un anno dall'insediamento. Bene, allora noi ti aspettiamo per le notizie che ci darai e anche i tuoi commenti. Grazie anche a Antonio De Luca, capogruppo dei 5 Stelle in Regione. Adesso tiriamo un po' il fiato insieme, facciamo qualche sorriso. Grazie, complimenti, buon lavoro, Mario. Nessuno mi vuole. Fare una bella figura con i miei amici, ho detto ad una ragazza: ti do 50 euro, dici che sei la mia fidanzata. Ha fatto dronghi 100 euro a te, dici che ci hanno lasciato. È stata un'infanzia molto difficile, è vero Titti? Saluta Titti. I miei genitori mi picchiavano sempre. Si dice mazza e panelle fanno i figli belli. Io dovrei essere Brad Pitt. Mi picchiavano mattina, mezzogiorno e sera, una volta a settimana, pure a notte. Ci ha mai chiamato il telefono azzurro? Ci ha fatto esaurire a quelli del telefono azzurro. Mamma e papà mi picchiavano e correva a telefono, loro mi picchiavano e correva a telefono, loro mi picchiavano e correva a telefono. Dopo un mese di telefonate arrivano a casa mia 2 operatori del telefono azzurro. Uno mi ha scassato il telefono e l'altro mi ha rignuto e mazzato. Hanno sempre trattato male, è vero Titti? Saluta Titti. Tenere sempre chiuso in casa, dice: mamma posso scendere? Lei no, perché è scesa all'umidità. Che cazzo, scende sempre prima di me. Mia mamma e mio fratello abbiamo fatto la prima comunione insieme, a lui hanno regalato di tutto, mio fratello di tutto, braccialetto oro bianco, firma cravatta oro bianco, neccino oro giallo. Mi è arrivato mio nonno solo con un pacco di biscotti. Fatto che ste oro saiba. Mia mamma è incredibile. Alla recita di mio fratello organizzava i pullman. Nonno, zia, tutti quanti in prima fila ad applaudire. La recita a me, mamma e papà non venivano mai, in prima fila 2 siete voi. Il primo anno non sono venuti, il secondo anno non sono venuti. Il terzo anno ho messo un annuncio sul giornale e mi sono affittato a 2 genitori. Venivano e facevano applausi a pagamento. Si pigliano 25 euro per la recita di Natale e 50 euro per usaggi fine anno. Con 3 euro in più lanciavano pure i coriandoli. Un amico li ha visti e ha fatto: cosa pagherei per avere dei genitori così presenti? 78 euro e passa paura. Mia mamma, che pigliava ogni tanto gli album di carnevale e ci mostrava gli album di quando eravamo piccoli, pigliava prima l'album di mio fratello, prima fotografie Superman, secondo Spider-Man, terzo Batman, tutti i supereroi. Poi mamma posava l'album di mio fratello e pigliavo me. Prima fotografie e jeans e maglietta bianca, secondo jeans e maglietta bianca, terzo jeans e maglietta bianca. Ho detto: mamma, che cazzo, mi hai mai comprato un costume di carnevale? Con tutti i soldi che ho speso per te? E vestiti poliziotto, vestiti finanzieri, vestiti carabinieri, te li scordate? Ho detto: mamma, ho visto le foto, sono tutti quanti in jeans e maglietta bianca. Ha fatto: perché tu stivi in borghese, mamma. Il compleanno di mio fratello, mia mamma ha pigliato una sala stupenda. A me mi ha affittato la sala della parrocchia, dove c'erano 4 vecchiette che pregavano il rosario tutte le sere. Ho detto: mamma, devi fare la festa con loro che pregano. Non ti preoccupare, quelle non si sentono proprio. È iniziata la mia festa e che ve lo dico a fare. Noi giocavamo e le vecchiette shh. Noi ballavamo e le vecchiette shh. Noi cantavamo e le vecchiette shh. A un certo punto ha fatto l'animatore: togliamo i giochi da mezzo e pregammo pure noi. Padre nostro che sei nei cieli, falli morire a tutti e 4. Ma il momento più triste è arrivato quando dovevo spegnere le candeline, perché sono formati 3 gruppi: un gruppo a sinistra che cantava tanti auguri, un gruppo a destra che recitava il rosario e un gruppo al centro che non capivano cazzo e cantava tanti auguri al rosario. Mia mamma a mio fratello gli metteva il nome sulla torta, chiamava il pasticcere 3 giorni prima, diceva: voglio mettere il nome sulla torta, tanti auguri a Marco, mio figlio si chiama Marco, non ho sbagliato nome. La torta mia, tanti auguri a te. La torta mia poteva essere chiunque, pure perché dopo mezzanotte era il compleanno di papà e mamma con una torta faceva a tutte e 2.
Ogni anno sempre a lui tanti auguri a Marco, a me tanti auguri a te, a lui tanti auguri a Marco, a me tanti auguri a te. Un anno mi sono imposto. Ho detto, mamma, lo voglio vedere pure io, non manco a torto. Ha fatto scrivere tanti auguri al fratello di Marco. È vero, Titi? Saluta, Titi. Siamo molto vicini a Mino Bacuccio. Stasera alle 23 insieme. E adesso ancora un'occhiata ai giornali, Angelo. Sì, una curiosità più che altro perché si discute tanto dell'intelligenza artificiale. Arriva la nuova intelligenza artificiale, questa volta quella di Meta, che è la società di Zuckerberg. E allora dice imparerà da sola, penserà e proverà emozioni umane. Emozioni, perché questo è il vero problema. Perché a Parigi il guru Yann LeCun presenterà AI-JEPA, che è l'intelligenza artificiale proprio dell'azienda di Zuckerberg, ed è in controtendenza con gli altri leader del settore. Dice non dovete temerla, non ci distruggerà. Questo è quello che dice. Comprare, abbonarsi con Facebook, con Meta, eccetera, eccetera. Bene, benissimo, il dibattito sull'intelligenza artificiale non finirà mai. Noi invece ricordiamo cosa è stato il 14 giugno, per esempio, del 1775, veniva fondato l'esercito degli Stati Uniti. Il 14 giugno del 1777 la bandiera, Stars and Stripes, stelle e strisce, venne adottata come bandiera degli Stati Uniti. 14 giugno 1904 nasceva a New York Margaret Bourke-White, una delle più grandi fotografi statunitensi, fu la prima a mettere piede in Unione Sovietica e la prima donna a scattare appunto fotografie nella Russia sovietica per Life. Il 14 giugno del 28 a Rosario in Argentina nasceva Ernesto Che Guevara, mito della rivoluzione che è stato osannato un po' da tutte le parti politiche. 1928 a Sassano del Molise nasceva Mino Pecorelli, che è stato assassinato a Roma il 20 marzo del 79. Lui era direttore di una rivista che anticipava fatti politici e scandali, OP si chiamava, e sul suo delitto non si è mai arrivati a una verità giudiziaria. 1946 a New York è nato l'ex presidente degli Stati Uniti, che ora è nei guai ma che è convinto di essere rieletto alla presidenza, Donald Trump. 14 giugno 61 è nato Paolo Borolis, che noi salutiamo, gli facciamo gli auguri. 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dei libri proibiti, non ci sono più libri proibiti. Nel 1971 a Londra viene aperto il primo Hard Rock Café, quindi dal 71 c'è. Dall'82 finisce la guerra delle Falkland tra Regno Unito e Argentina. Nel 2004, sentite, 14 giugno 2004, il regno gay e lesbo delle isole del Mar dei Coralli, che si chiama GLK, dichiara unilateralmente l'indipendenza dall'Australia. Chissà se ci sono ancora, penso di sì. E il 14 giugno del 54 a Siena nasce la più rock delle nostre cantautrici. Se avete indovinato, Gianna Nannini, la ascoltiamo insieme a Laura Pausini in Sei nell'anima.